Presidente Serracchiani ha appena terminato l'incontro con l'alto rappresentante per l'Unione Europea per la politica estera, Federica Mogherini. È un incontro che ha parlato di Balcani, di Trieste, della regione e delle grandi opportunità che questo summit ha offerto al nostro territorio. Sì, l'alto rappresentante ha visitato tutti i paesi dei Balcani, in particolare i Balcani occidentali, quindi ne conosce la storia ma soprattutto il presente e la vicinanza che alcuni di questi paesi hanno mostrato di avere verso l'Unione Europea, anche la voglia e la determinazione di farne parte. Il vertice di Trieste sicuramente ha trattato temi che sono delicati ma anche importanti per questo sistema di relazioni, in particolare le infrastrutture, l'economia, e allo stesso tempo ha gettato le basi anche per ricominciare a parlare di allargamento. Come ha detto il Presidente Gentiloni, non terremo questa parola nel dimenticatoio per altri 10 anni. No, inizieremo a dialogare fortemente con questi paesi, ovviamente nella convinzione che far parte dell'Unione Europea significa anche assumersi delle responsabilità. E con l'alto rappresentante abbiamo appunto parlato di migrazioni e del lavoro che l'alto rappresentante sta facendo sui confini esterni, che sono quelli appunto di competenza della Mogherini e che riguardano in questo caso un allineamento dei paesi su quelle che sono delle scelte da farsi rispetto all'Africa in particolare. Presidente, un bilancio di questo summit che comprende anche però le giornate che ha vissuto questa regione importanti, da Palmanova riconosciuta sito UNESCO al grande riconoscimento che c'è stato per Trieste Capitale della Scienza, e oggi questo summit che ha dato una visibilità internazionale straordinaria al nostro territorio. Sì, sicuramente una settimana di straordinaria importanza. Palmanova, riconoscimento UNESCO e dopo ovviamente la Città della Scienza 2020, oggi il vertice. Intanto i miei complimenti più vivi vanno ovviamente alle forze dell'ordine, al commissario di governo, a tutti coloro, gli amministratori che hanno da vicino organizzato questo vertice, assicurato in termini evidentemente di sicurezza la presenza dei capi di Stato. Il vertice non è ancora finito, però possiamo dire che è stato un successo per la città, per la regione, direi anche per il nostro paese, non soltanto in termini di accoglienza ma anche per l'importanza dei contenuti che sono stati trattati e anche perché abbiamo riaperto il dossier Balcani, che insomma era fondamentale ed è fondamentale per l'Unione Europea.